La demografia, la crisi demografica non aiuta, il ricambio generazionale è un peso che ci stiamo portando addosso. Devo dire però che c'è dell'entusiasmo, cioè il lavoro c'è, quindi dovremmo partire da lì, dovremmo partire anche da far riscoprire nei giovani la voglia del sacrificio per avere dei successi, e il successo può arrivare, viva Dio, anche attraverso il lavoro. Dopo quella di Vicenza, la Marca Trevigiana è la seconda provincia per esportazioni in Veneto. Il sentiment sarebbe quello giusto se di mezzo non ci fosse la burocrazia che strangola il fare. La burocrazia ci sta soffocando, ci sono troppe regole che dicono tutto e il contrario di tutto. 5 sono le sfide che devono affrontare le piccole e medie imprese, dalla transizione digitale a quella green ed energetica, dalla crisi demografica a quella dell'internazionalizzazione. Senza dimenticare che il tessuto trevigiano, fatto da 8.000 imprese socie di Confartigianato, è composta per lo più da 1 o 2 dipendenti e da imprenditori over 50. Un dialogo quindi che deve essere anche politico, perché se le imprese stanno bene, anche l'Italia sta bene. Quindi vuol dire che con le piccole imprese si può anche fare PIL? Siccome che questa cosa qua mi sembra che non sia tanto capita e che ci sia qualche fenomeno in giro che dice che la piccola impresa non va bene. La piccola impresa va bene, ma se l'aiutiamo può crescere e comunque va meglio ancora. Un mondo in evoluzione che Confartigianato monitora costantemente e per il quale Sartori ha un paio di consigli. Se poi la soluzione della crisi demografica dei miei dipendenti me la risolvi portandomi qua un bianco, un nero, un verde, un giallo, a me non me ne frega più di tanto, mi basta che sia una brava persona, che lavori, che faccia quello che all'impresa serve e che trovi naturalmente una collocazione stabile nel paese, perché poi ci vuole anche tutta una serie di altri ragionamenti, perché le famiglie devono anche crescere, bianche, nere o verdi che siano. Quindi diciamo, usciamo per un attimo, io chiedo agli imprenditori, uscite dalla tifoseria politica, di destra, di sinistra, di centro, fate la politica dell'impresa. Tutela che Confartigianato garantisce grazie alla forza verticale ed orizzontale delle sue strutture. I servizi, come vengono erogati dall'associazione, non sono solo legati al mero adempimento, ma sono legati a una tutela generale dell'impresa.